Bella a tutti ragazzi, nuovo video, aspetta faccio un caldo, pattamano pesano, come state, come vedete, un taglio di capelli alla lamine, chiamarla, più o meno, però, vabbè, allora in questo contenuto, l'ultimo contenuto di giornata, più o meno, oggi ho recuperato con i contenuti che ho saltato, che era venerdì o sabato, boh, vabbè, nei giorni scorsi, però vabbè, allora, questo contenuto è dedicato appunto alla Roma e all'Inter che vincono entrambi le partite, le due partite che giocano per 2-0. Quindi in questo contenuto parleremo delle due post partita. Non ho fatto uscire il post partita della Roma prima, ha giocato alle 6, finito più o meno verso le 8:20, perché ho detto, vabbè, mo sta l'Inter, tra poco sta l'Inter, quindi ho detto, vabbè, faccio uscire tutto il contenuto alle 11, verso le 11 meno 10, però, vabbè. Allora, per la Roma, segna Pellegrini al 42esimo sul calcio di rigore, quindi a fine primo tempo, e poi a circa 20 minuti dall'inizio del secondo tempo, al 61esimo minuto, segna Selic, invece che l'Inter che sta ancora giocando ma mancano tipo 2-3 minuti, che l'arbitro ha dato il recupero eh, di 5 minuti, io lo sto registrando quando sta al 92esimo, però vabbè. Segna per l'Inter che gioca contro la Lazio, Lautaro Martinez al terzo minuto di gioco, cioè ha segnato subito vista. In pratica un aneddoto in pratica io stavo bevendo mentre la partita dell'Inter stava vedendo un po' di partita dell'Inter, ho detto vabbè, mo bevo ad aprire un attimo a inizio partita, passano 2-3 minuti, fai wow, stai già segnato, wow, facciami, segni subito, wow. Però vabbè, l'unica nota positiva di questa giornata, è che Lautaro ha segnato, ma mi ha fatto vincere la giornata al fantacalcio automaticamente perché stavamo pareggiando 74 se non sbaglio, sì, 74 e mezzo, 74 e mezzo, quindi con questo 10 e mezzo, cioè con questo 7 e mezzo ha preso, sì, quindi passa avanti a 82, se non sbaglio, se i miei conti non sono sbagliati, però vabbè. E poi segna Bonni al 62esimo minuto. Tra l'altro, ha segnato quasi nello stesso minuto del gol di Selic della Roma, che Selic segna al 61esimo e Bonni al 62esimo. Devo dire, gran prestazione per entrambe le squadre. E la situazione di classifica è, possiamo trovare Napoli quarto che must sicuramente vince la prossima contro l'Atalanta, ma ci stava su nazionali e poi ma vince proprio. Tra l'altro che l'Atalanta sta situazione allenatore Atalanta è la seguente, cioè che l'Atalanta sta pensando di esonerare Juric dopo diverse prestazioni orribili e sta pensando di prendere Raffaele Palladino. Però ho sentito in giro che già è stato esonerato Juric, no. La smentisco questa notizia. Sta per essere esonerato. La società vedrà dalla settimana prossima in poi, da lunedì, per capire se esonerarlo oppure dargli giusto un'altra possibilità, fare la partita contro il Napoli e poi vedere se esonerarlo un po'. Certo, se lo deve esonerare per forza, cioè se viene esonerato è meglio. In pratica è meglio farlo nella pausa nazionale, così tu hai quella settimana 2 a dire è meglio
facciamo così, ho tutto il tempo per trovare un allenatore nuovo, a prescindere da chi sarà. Poi ho il tempo di far conoscere la squadra a un nuovo allenatore, di far fare qualche allenamento all'allenatore se Juric verrà esonerato e tutto il resto. No, come ha fatto la Juventus che ha esonerato subito Tudor, poteva aspettare magari la settimana seguente per esonerarlo, così stava, diciamo, Spalletti poteva fare qualche allenamento in più, però vabbè, questo qua è un altro discorso. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!